Non solo in Europa, ma anche in Italia e quindi anche in Veneto si parla di decarbonizzazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna evitare che si utilizzino nell'edilizia o nella riconversione delle nostre strutture immobili, abitative o commerciali, materiali che inquinano, che lasciano dei residui, che impattano sull'ambiente. Ho assistito in questi giorni ad un convegno a Mestre di alto profilo tecnico, di rilevanza politica, sul green building, cioè la costruzione tenendo conto del verde, tenendo conto delle esigenze ambientali che ovviamente anche per le nuove necessità che tutti noi abbiamo sono importanti in una prospettiva dove l'ambiente non sia un contesto a noi estraneo, ma sia in sintonia con i nostri desideri, con le nostre ambizioni di vivere meglio, che è quello che vogliamo. La felicità, dicevano già i filosofi, è il massimo obiettivo che possiamo darci. Una felicità in un ambiente adeguato, in un ambiente che ci rappresenta quello che noi vorremmo di meglio. E quindi lo studio dei costi e dell'impatto dei materiali nell'edilizia in una prospettiva appunto dove l'ambiente è posto al centro. Decarbonizzare non vuol dire rivoluzionare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ma vuol dire pensare con maggior sensibilità delle soluzioni che non lasciano a chi verrà poi di noi un ambiente degradato, un ambiente che non sarà più recuperabile, perché i materiali in natura non sono ripetibili, quelli che usiamo costantemente non sono eterni e quindi la natura diventa importantissima come la avviciniamo, diventa importantissimo come noi la vogliamo così proteggere e preservare anche per le future generazioni. Io credo che il nostro Veneto possa fare moltissimo su questo versante, investendo risorse innanzitutto per lo studio, per il coinvolgimento dei cittadini nel dibattito, perché se non vi è partecipazione dei cittadini sulle questioni ambientali, evidentemente non c'è possibilità di adottare le migliori scelte possibili che tutti noi vorremmo e auspichiamo.